Questa settimana per il nostro format La Voce dei Paesi siamo a Portoviro, siamo ritrovati nel Delta, in questa che forse è la città più intraprendente di questo territorio. Andiamo a conoscere naturalmente il sindaco e non solo, le associazioni e non solo, e i cittadini di Portoviro. Col sindaco Mario Mantovan di Portoviro. Lei da poco sindaco, però ha un'esperienza proprio in questo comune, lei è stato comandante dei vigili addirittura nel comune di Donada, nel 95 poi i due comuni si uniscono. E la nostra prima domanda è i pregi e i difetti del portovirese. Cominciamo con i pregi. Quali sono i pregi dei suoi cittadini? Visto che lei li conosce, li ha conosciuti anche in parti negative, essendo stato poi comandante, e anche in parti positive, giustamente. Ti dirò che da fuori i portoviresi sono noti per essere tanto dei grandi imprenditori, gente che non ha paura di assumersi dei debiti, dei mutui pur di svolgere un'attività, e questi ce lo riconoscono anche altri comuni, che noi siamo veramente un popolo, una cittadinanza in fermento, perché non abbiamo paura di nulla, sostanzialmente è gente onesta che lavora. Definire gli abitanti di Portoviro con un aggettivo, cosa si potrebbe dire? Impresa. È una delle cose fondamentali del business. È una rivalsa, perché quando c'erano paesi importanti come l'Oreo, con una storia millenaria, Adria, Rovigo, qui c'era palude e zanzare. Tutto quello che vedi adesso è frutto di gente che si è tirata su di maniche e si è data da fare. Rispetto alle altre zone del Basso Polesine hanno una marcia in più secondo te? Due marce in più. Portoviro cosa rappresenta per voi giovani rispetto anche alle città qua vicino? Beh, Portoviro è una bella cittadina, c'è poco ma di tutto. Rispetto alle altre è più animata, più viva. Adesso qua la settimana prossima ci sarà la sagra paesana, quindi pensi che ci sarà gente anche al Martin Piazza, è un bel avvenimento, dovrebbe essere fatto più spesso. Tu ci stai bene qua? Sì. Da poco più di 60 giorni sindaco, e quindi è l'occasione giusta per chiedere a lei com'è Portoviro dopo 60 giorni. Portoviro vi stiamo cambiando un po' il viso, come si suol dire, perché abbiamo iniziato con piccoli lavori di manutenzione e di decoro, perché anche in campagna elettorale io mi sono contraddistinto non da grandi promesse, ma solamente da piccole promesse e manutenzioni, decoro, e quindi abbiamo iniziato con piccoli lavori. Non so se avete fatto caso tutti quanti, abbiamo sistemato e messo in sicurezza la piazza Marconi, il parcheggio delle scuole elementari di Donada, un marciapiede in via Battisti, il taglio dell'erba di alcune piante in via Rossini, il parco Arcobaleno, il parco del Barbagigio. Abbiamo messo in sicurezza il pontile che c'era sul collettore, che io avevo segnalato più volte quando ero consigliere d'opposizione, perché ogni volta che passavo avevo sempre paura che succedesse qualcosa. Mentre per quanto riguarda la sicurezza, quella più percepita da gente, purtroppo lì ultimamente stiamo veramente subendo degli attacchi, ma io vorrei anche avvisare le persone che non credetemi, che non sono sempre gli extracomunitari che fanno atti vandalici o vengono a rubare. Purtroppo abbiamo segnalazioni che sono gente nostra, locale, quindi purtroppo gente che senza guida né arte né parte, che di notte fanno questi gesti. Abbiamo già parlato con le forze dell'ordine, stiamo implementando il corpo di polizia locale, stiamo incrementando la videosorveglianza. Per parlare dei giovani di Portoviro siamo andati a trovare Don Gianluca Brisotto, che è il direttore del centro giovanile San Giusto. Don, come sono i giovani di Portoviro? E lei in particolare ha fiducia di loro? Certo, ho fiducia tantissima. A volte questa è una domanda che mi fanno in tanti, perché dicono: ma come facciamo con questi giovani, questi giovani che vivono in questa società, che si così persi, non hanno più voglia di fare niente, eccetera, eccetera. Ma secondo me non è vero. I giovani sono la nostra grande risorsa. Mi permetto di dire che il problema siamo noi adulti, perché siamo noi adulti che strutturiamo la società in una certa maniera. Non sono i giovani. E non diamo il buon esempio. E non diamo a volte il buon esempio, sì. Ecco, quindi la fiducia nei giovani di Portoviro è grande. Così deve essere, insomma. Ecco. Ci ha parlato di Contarina e di Donada. Nel 95 si uniscono i due paesi. È stato metabolizzato finalmente, perché io che abito da queste parti ho sempre percepito che c'è ancora un po' di divisione tra i due comuni. L'avete superato o ancora rimane perlomeno nelle generazioni un po' più vecchie?
Sicuramente per i boomer che abbiamo resta ancora un problema. Beh, vedasi il caso dei 2 Pro Loco, insomma, che sicuramente, ma io, cioè, tutti quanti pensano che i 2 Pro Loco siano un grosso, ma secondo me è un pregio da valutare, perché ognuno cura i suoi quartieri, quindi a me va benissimo, è un valore aggiunto le 2 Pro Loco, non deve essere visto come un difetto della popolazione, anzi sono orgoglioso delle 2 Pro Loco, e noi come comune sosterremo sia la Pro Loco di Donada che la Pro Loco di Contarina indifferentemente, senza nessuna differenza. Quindi è logico che per mio figlio che ha 30 anni Portoviro è una sola e punto e basta. Abitante di Portoviro, specifichiamo. Portoviro, Allora, la domanda è di Contarina o di Donada? Donada. Allora, Portoviro ha 2 Pro Loco. Non è possibile unirle o... Un territorio importante come Portoviro è difficile pensare che in qualche modo un'unica associazione possa a livello di volontariato gestire tutto il territorio o quanto mai offrire servizi, attività, volontariato in genere, insomma, perché è un territorio molto vasto. Gli amici di Donada resteranno sempre e comunque sul territorio di Donada e i prolochiani di Contarina resteranno sul territorio di Contarina. Fare una proloco sola non è sbagliato, non è impossibile, è questione di volontà. Portoviro, l'aveva predetto lei prima, è molto più intraprendente degli altri comuni. Secondo lei questa intraprendenza da dove nasce? Perché siamo più motivati? Io perché abbiamo conosciuto momenti brutti negli anni, all'inizio del secolo scorso, quindi sicuramente ci siamo dati da fare tra ambulanti che cercavano lavoro, tra l'immigrazione che abbiamo avuto pesante dopo l'alluvione, e quindi quelli che sono rimasti si sono attaccati alla terra e si sono dati da fare. Quindi penso sia dovuto anche a questo, insomma, perché ne abbiamo. Per fortuna i nostri ragazzi non sanno quanto hanno sofferto i nostri genitori, cioè i miei genitori, non i loro, sì. Per carità, perché sappiamo di storie veramente toccanti, quindi è come dice qualcuno, bisogna aver fame per poter addirittura lavorare. E questo è il mio paese. Ma rispetto agli altri paesi è più viva, più in fermento, si sta adagiando? Viva abbastanza, sì. Benissimo. A te Portoviro perché piace? Piace perché è un paese che accoglie tutti, anche troppo. Ecco, questo te lo stavo chiedendo, è un pregio o un difetto? Perché qualche polemica c'è un po' troppo... Non so se è un pregio fino a un certo punto, perché dopo è facile che passiamo in minoranza noi. Comunque è una città tollerante, ecco, diciamo così. Per chi si comporta bene siamo tolleranti. Portoviro si è sempre impegnata per inventarsi un'economia. Siete riusciti, secondo lei, a esportarlo anche agli altri comuni oppure rimane circoscritto qua da voi? Perché vedo un pochino più di immobilismo negli altri comuni che vi circondano. Mi riferisco a Rosolina, in particolare a Loreo. Loreo è una bella cittadina, però è molto molto chiusa. Quindi però io sono sicuro che se dovessimo fare un referendum per unire Loreo e Portoviro, Loreo il 99% direbbe di no. Abbiamo riscontrato anche noi con qualche intervista. Mentre Portoviro, secondo me, il 99% direbbe di sì. Adesso, scherzando con Pizzoli e Grossato, abbiamo buttato lì un'unione tra Portoviro, Portotolle e Rosolina. E secondo me i portoviresi direbbero sì, sicuramente il 70%, perché abbiamo visto i benefici dell'unione. Perché è inutile dire, siamo esplosi veramente dopo il 95. Eravamo una città cantiere, abbiamo avuto i benefici dei 10 miliardi di lire che ci sono piovuti e quindi abbiamo fatto grandi opere. E se dovessimo unire 3 comuni così grossi, saremmo veramente il secondo comune della provincia, avremo benefici inimmaginabili.
Le faccio allora una provocazione. Qualche sindaco aveva detto, invece di fare un'unione con un paio di comuni piccoli, perché non fare un macro comune con tutti i comuni del Delta, i 7 comuni che lei sarebbe favorevole a questo? Sì, io sono portovirese e quindi Portoviro è il cuore del Delta, è il centro del Delta, e farei sicuramente i 7 comuni delle aree interne, farei un comune unico, sicuramente. Sto parlando di 7 comuni. Sì. E questo secondo lei che beneficio potrebbe avere? È immenso, dai. Sì. Supereremo Rovigo come popolazione e avremo un territorio immenso con un valore naturalistico inestimabile, quindi avremo una gestione unica di tutto e sicuramente saremo ad esempio da tanti altri comuni. Un commerciante che da 3 mesi è qua a Portoviro, come sono gli abitanti di Portoviro dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista sono molto solidali e brave persone, mi trovo molto bene qua a Portoviro, pare che io sono qua della zona e che dire. Sono splendidi? Sono molto splendidi, certo. Sì. Voi avete una bella clientela. Voi avete altri negozi? Noi abbiamo altri negozi ad Adria e domani apriamo a Piove di Sacco e 2 in Corso del Popolo a Chioggia. Ecco, rispetto agli altri punti vendita, quelli di Portoviro come sono? Sono splendidi. Vabbè, molto soddisfatto. Siamo molto soddisfatti. Ho avuto la fortuna di entrare nel gruppo di free bike che ho girato il mondo e che questo mi ha dato una visione molto più alta. Ecco, ricordiamo che i free biker sono quei 4-5 appassionati che hanno veramente girato tutto il mondo, dal Sud America, Africa, eccetera, e quindi tutti i continenti, eccetera, in bicicletta. E quando si gira il mondo e si vedono tantissime realtà, si ha una visione molto più ampia e secondo me questo mi ha aiutato a capire, sì, va bene il mio quartiere Donada, va bene, ma va bene la mia città Portoviro, ma siamo dentro il parco del Delta del Po e questo il nostro territorio è questo. E io quando andavamo in giro all'inizio dicevamo I live near Venice, dopo invece no, ho detto I live near the River Po, perché bisogna portare avanti, essere orgogliosi del nostro territorio. Il Delta è un territorio unico, fragile finché vuoi, però è bellissimo, ha una natura eccezionale e se non siamo orgogliosi del nostro territorio non vinceremo questa battaglia sicuramente. Dobbiamo lottare per bloccare tutti gli insediamenti nocivi alla salute. Cito l'esempio sia dell'alchimia di Adria, facciamo per primo perché sennò dicono sempre che siamo contro l'inceneritore. No, non siamo contro l'inceneritore, siamo contro tutti gli insediamenti nocivi per la salute. Il Delta è un territorio fragilissimo che va salvaguardato da tutti, dagli amministratori per primi, ma da tutta la popolazione. Stefano Pomonian, presidente fra poco del gruppo Noi che organizzano queste cose, un sacco di volontari, ma soprattutto tanta gente. Quest'anno doveste diventare maggiorenni, forse 18 anni di questa festa. Come fate a portare ogni anno tantissima gente? Dov'è l'alchimia? L'alchimia è la nostra forza, sono i ragazzi, i giovani e il buon cibo. Quanti siete coinvolti in questa avventura? Siamo all'incirca 70 volontari. Ma poi trasversale Certo, abbiamo i più giovani che vanno dai 10-11 anni e i più anziani che magari potrei essere uno dei tanti di questi. Come si sposa questa sua visione anche romantica di un delta importante che assomiglia alla Camarga, ecco, visto che il nostro esempio è questo, con i latifondi da una parte, quindi chi compra grossi appezzamenti di terreno poi dopo non riqualificano le case e quindi c'è un certo abbandono, come si sposa il fatto del biometano, degli allevamenti intensivi, come si fa a sposare tutto questo? Io penso sia proprio dovuto anche al fatto a questa frammentazione del territorio, che non sia una forza insieme. Se fossimo veramente un grande territorio, un grande comune con dei grandi politici di elevatura, avremmo sicuramente più forza per fermare certi insediamenti.
Centro Murazze, un parco per tutti. Inaugurata la giostra inclusiva e rinnovato il campo sintetico il Centro Murazze. La nostra associazione si occupa principalmente di sport, calcio e 5 e tennis, ma contemporaneamente si occupa tantissimo del sociale. Dal primo giorno che ha preso in gestione questo centro, che ormai sono trascorsi parecchi anni, parliamo del 2007, per cui contate sono 18 anni. Noi appena ci siamo inseriti, la prima cosa che abbiamo fatto, qua dentro c'era da fare tanto, ma ce n'è ancora da fare. La prima cosa che abbiamo fatto questo parco giochi, 2009. Dopo questa chiacchierata, Sindaco, come vede fra 10 anni la sua città? Come ho detto prima, io sarei molto orgoglioso se fossimo capaci di fare un grande unico comune del Delta del Po, perché avremo sicuramente maggior forza. Dopodiché spero che qualche fabbrica non inquinante ma dedita, che faccia produzione pulite, venga a insediarsi nel nostro paese, perché abbiamo sicuramente dei bravi giovani che stanno studiando all'università e che purtroppo non trovano gli insediamenti giusti, le fabbriche giuste per poter iniziare a lavorare e sono costretti a emigrare. Le faccio l'ultima domanda bis. Lei ha già 2 volte accennato ci vorrebbe un grosso insediamento industriale. C'è qualcosa nell'aria? No. Qua la sta prendendo in contropiede. No, perché parlare... Scaramanzia, dice. Esatto, senza avere certezza. Però qualcosa c'è. Sì, ma dare illusioni alle persone è la cosa peggiore che c'è. Illudere le persone no. Stiamo lavorando, questo è poco ma sicuro, ogni giorno con passione e con tanto amore. E chiedo scusa ancora. Grazie Sindaco. Puntata finita, settimana prossima siamo ancora in giro per il Polesine, per questa nostra provincia, da Leandro Maggi, e come sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!